Il Matera ha battuto oggi per 1-0 la Ternana al 21 settembre, confermando quanto di buono aveva fatto vedere 7 giorni fa a Verona. I lucani hanno cercato caparbiamente la vittoria per tutto il corso dell'incontro e l'hanno ottenuta al 35esimo minuto del secondo tempo con un preciso colpo di testa di Bussalino, il quale ha raccolto un suggerimento su calcio d'angolo pervenutogli da Pavese. Vediamo che le squadre stanno prendendo posizione al centro del campo. Ora le prime immagini che si riferiscono alla partita, e Gambini che opera a centrocampo scambia con Pavese. Pavese è in possesso di palla, ora cede a Imborgia, scende Imborgia sulla fascia sinistra, traversone, entra De Laurentiis e per poco il Matera non va a segno. È bravo il portiere della Ternana Mascella ad uscire e ad impossessarsi della sfera, a sventare il pericolo. Da questa azione scaturirà un calcio d'angolo. Ora dovremmo assistere ad un'altra azione offensiva del Matera. Infatti è Gambini che scende palla al piede, serve Peragine, il quale si libera dalla guardia di un avversario, anzi è Pini. Pini entra in area, viene contrastato, palla fuori, servito Florio al centro dell'area di rigore, tiro e parata del bravo Mascella. Ancora il Matera in avanti, c'è un calcio di punizione concesso a beneficio degli uomini lucani, lo batte Pavese, a fianco a lui c'è Bussalino e Bussalino a batterlo, palla a Pavese, altro traversone al centro dell'area e altra parata plastica del portiere Mascella. Ora è la Ternana che si porta in avanti. L'azione degli Umbri nel primo tempo è stata molto sterile. Nella metà campo materana c'era il solito Birigossi, solo Birigossi, il quale nulla ha potuto contro la stretta guardia di Bussalino, che vediamo appunto intervenire su Birigossi in questa occasione, e di Beretta, il quale l'ha controllato per tutto il corso della partita. È Florio che entra in area, esce Mascella, poi un difensore ternano conclude definitivamente la manovra. È Peragine che manovra in questo momento, serve Gambini sulla sinistra, cross di Gambini al centro, colpo di testa di Andreuzza, palla fuori, Imborgia, indietro verso Generoso, c'è un contropiede della Ternana e il numero 9 De Rosa che se ne va, poi serve Birigossi, ma questo non è lesto di impossessarsi della palla. Casiraghi può controllare e inviare un altro pallone per gli avanti materani. Altra azione del Matera, Peragine, Imborgia e Gambini che manovra in questo momento nella tre quarti, scambio con Pavese, nuovamente Imborgia sulla palla, Florio. C'è da dire che i difensori materani oggi, grazie alla posizione arretrata degli avanti ternani, si sono spinti molto spesso all'attacco. Altro pallone che passa per tutta l'area di rigore Umbra e poi viene spazzato dai difensori della squadra di Santin, che hanno fatto una guardia molto attenta, che è caduta solo grazie al colpo di testa di Bussalino, di cui abbiamo già parlato e di cui tra poco vedremo le immagini. C'è un'azione della Ternana, intanto questo è Birigossi che entra in area, Birigossi ancora palla al piede, tira e impegna Casiraghi, il quale però si salva in angolo molto prontamente. Nel secondo tempo la partita ha cambiato un poco fisionomia, la Ternana si è spinta in avanti con maggiore decisione, ma è stato proprio nel secondo tempo che il Matera è pervenuto alla rete. Intanto diciamo che la Ternana è scesa in campo con Mascella, Codogno e Ratti, Andreuzza, Dall'Oro e Pedrazzini, Birigozzi, Stefanelli, De Rosa, Legnani e Sorbi. Nel secondo tempo Sorbi è stato sostituito da Turla. Vediamo intanto delle azioni della Ternana. Il Matera invece ha schierato Casiraghi, Generoso e Beretta, Bussalino, Imborgia e Gambini, De Laurentiis, Florio, Pavese, Peragine e Pini. Nel secondo tempo Picatrè, che sedeva in panchina con Troilo e con Oliva, ha sostituito il numero 7 materano De Laurentiis. Dicevamo, nel secondo tempo la Ternana ha premuto di più, c'è ancora un'azione degli Umbri, calcio di punizione respinto dalla barriera materana, ma la Ternana continua a premere e Birigossi che opera scambia con Stefanelli, cross di Stefanelli,
c'è De Rosa che tenta il colpo di testa, poi un attaccante ternano tira direttamente, anzi si tratta del terzino del numero 3 Ratti, il quale tira direttamente verso Casiraghi senza fortuna però. Ecco che la palla è finita in calcio d'angolo adesso e stiamo arrivando alle immagini del gol del Matera. Il calcio d'angolo viene battuto da Pavese, breve rincorsa del centroavanti materano, centroavanti tattico, colpo di testa precisissimo di Bussalino e nulla può il pur bravo Mascella. Rivedremo l'azione della rete, Pavese che si appresta a battere il calcio d'angolo, siamo al 35esimo della ripresa o giù di lì, Pavese, precisa l'incornata di Bussalino e palla in rete, il Matera raccoglie così il suo meritato successo.